Anaci Padova, patrimonio di storie ed esperienza nella gestione condominiale, da sempre impegnata in corsi formativi agli associati e nel promuovere contatti diretti con le istituzioni e i cittadini. L'amministratore Anaci, il miglior investimento dopo la tua casa. In collaborazione con AF Energia, gas naturale ed energia elettrica. Ben ritrovati gentili telespettatori con il nostro appuntamento del giovedì pomeriggio. Condominio risponde in collaborazione con Anaci, Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Do il bentornato a Giorgio Cambruzzi, che è il socio fondatore Anaci. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti coloro che ci stanno guardando. Grazie anche per essere tornato all'avvocato Paolo Alvigini, direttore del Centro Studi Anaci. Buonasera a tutti. In collegamento da Montecitorio l'onorevole Alessandro Zan, benvenuto. Salve a tutti. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Posso farla intervenire immediatamente, onorevole, proprio per chiederle il perché del suo intervento in una puntata in cui si parla di condominio, perché lei c'entra e c'entra per un motivo ben specifico, no? Ma innanzitutto mi lega una collaborazione antica, diciamo, con Giorgio Cambruzzi e l'Anaci, da quando ero assessore all'ambiente. Abbiamo collaborato in modo molto proficuo sui temi dell'energia, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico, per cui sono molto affezionato, diciamo, al lavoro che Anaci ha fatto in questi anni. Dopodiché io ho presentato anche nella scorsa legislatura e l'ho ripresentata anche in questa una proposta di legge che cerca di migliorare diciamo, la situazione di alcuni condomini che, soprattutto quelli che sono in regola, che sono vessati molte volte da dover pagare i debiti di altri, e questo è profondamente ingiusto, soprattutto in questa fase dove assistiamo ad una crescita del caro vita, del caro energia, all'aumento delle bollette. Dunque le famiglie sono maggiormente in difficoltà anche a causa di un aumento repentino dell'inflazione. Ecco perché non possiamo permettere che dei condomini che sono in regola, che fanno il loro dovere, si facciano carico dei debiti di altri, ed è per questo che ho presentato una proposta di legge. È abbastanza semplice. Il primo articolo modifica il comma 4 delle disposizioni di attuazione del codice civile, articolo 63, che proprio per venire incontro maggiormente ai condomini e tutelare maggiormente i condomini che sono in regola. Teniamo presente che la legge del 2012, la 220, ha già migliorato la condizione dei condomini che sono in regola con i pagamenti, perché prima si andava subito da loro quando c'era un problema di morosità, invece oggi c'è la legge del 2012 prevede che solo in seconda battuta si arrivi ai condomini che sono in regola per pagare i debiti magari di un condomine solo che non ha pagato oppure non paga da tanti anni. Ecco, la mia proposta di legge vuole sanare questa ingiustizia sostanzialmente, cioè fare in modo che l'acquirente, il successivo acquirente, chi subentra nell'appartamento, si faccia carico anche dei debiti che quel condomine ha causato negli anni precedenti, proprio per evitare che siano gli altri a dover pagare dei debiti che non spetta a loro. E questo secondo me risolverebbe molte questioni, perché se ad esempio un immobile vale 100 e però su quel immobile gravano dei debiti per 10, il nuovo acquirente pagherà sempre 100, però è come se pagasse il 90 della casa più i 10 dei debiti maturati, e questo secondo me non creerebbe nessun tipo di problema né per le banche, che sono quelle che in qualche modo si oppongono maggiormente all'approvazione di questo disegno di legge, anche perché i tecnici, quando fanno la relazione di stima, valutando anche le pendenze in oggetto, dovrebbero ritarare la stima tenendo conto se su quella casa pendono delle morosità oppure no. È come se
io vendo una casa che è nuova o una casa da ristrutturare. È chiaro che se è da ristrutturare la pago meno di una casa nuova, no? E un po' quando su un appartamento gravano dei debiti causati dal precedente condomino, è come se quella casa valesse meno, solo che io devo, siccome l'acquirente, chi subentra, deve pagare anche i debiti di chi li ha fatti prima, paga un po' meno della casa e il resto ovviamente paga i debiti che sono pendenti su quell'immobile. E penso che questo non creerebbe problema a nessuno, né alle banche, né ai tecnici che stimano, che fanno la perizia, né agli altri condomini. Anzi, dico di più, se i debiti di uno devono gravare su tutti gli altri condomini, questo rende anche più precaria la situazione degli altri immobili, degli altri appartamenti di quel condominio, e dunque si crea questo circolo vizioso, no? Se invece la situazione si sana senza coinvolgere ovviamente chi è già in regola, chi fa il proprio dovere, chi paga regolarmente le rate del condominio, secondo me si fa oltre che un'operazione di giustizia, ma anche non si inficia il valore di mercato degli altri appartamenti. Cambruzzi, ho voluto fare l'introduzione proprio all'onorevole Zan perché fosse chiaro il quadro della situazione. Ha imparato bene la lezione, ci ha lavorato per presentare quella legge. Ci ha lavorato bene, sì. Assolutamente. Ecco, è da precisare che quando uno è moroso, l'amministratore deve per legge sollecitare i pagamenti, fare il precetto, decreto ingiuntivo, quello non paga, chiede al tribunale la messa in vendita dell'immobile. Normalmente è l'amministratore, non sono le banche che già hanno iscritto delle ipoteche su quell'immobile. L'amministratore del condominio, se gli va bene, arriva secondo. Quando va a fare la vendita all'amministratore, cioè al condominio, siccome sono debiti chirografari, non rimane nulla. Va dato in parte quello che è il credito della banca, ma al condominio non va nulla. La procedura esecutiva per mettere all'asta un immobile a Padova dura dai 7 ai 9 anni. I 7 ai 9 anni comunque le spese di condominio decorrono. Con l'articolo 63 che diceva l'onorevole Zan parla dell'anno in corso e quello precedente. Il suo disegno di legge che ha presentato dopo aver concordato con il Ministero di Giustizia, si era arrivati a 5 anni. Perché era stato chiesto dal primo decreto ingiuntivo, paga tutto, e le banche si sono messe in mezzo, il solito caos che esiste quando si parla di palanche. E Zan era riuscito a infilarlo dentro, poi è caduto il governo, so che adesso la ripresenterà, sempre con i 5 anni, che va ad addolcire quello che è il debito lasciato insoluto dal moroso. Perché il guaio è che la differenza che rimane scoperta, molti giudici non considerano che sia una spesa di condominio, per cui viene negato all'amministratore di fare una richiesta temporanea per sopperire al debito, perché le bollette del gas devono essere pagate, tanto per essere pratici, se non ci sono le palanche rimangono tutti al freddo. Ora, col buon senso, arrivando ai 5 anni è abbastanza meno grave l'entità economica da mettere a carico degli altri condomini. Certamente l'onorevole Zan, oltre a riproporre, perché ha proposto sia quella che riguarda il 36, sia quanto riguarda che all'amministratore non possono essere date deleghe. Io capisco che all'amministratore le deleghe decidere sul proprio operato è sciocco, non vale la pena, però sovente, e in particolare nei luoghi di villeggiatura, montagna, laghi, mare, chi è proprietario di una porzione di immobile in quel condominio, l'unico che conosce è l'amministratore. Se manda la delega all'amministratore è perché ha fiducia di quel soggetto, e se mandano le deleghe all'amministratore può essere portato a compimento, secondo quanto prevede la legge, le delibere conseguenti. Quello che invece fa specie e che fa sorridere i sassi è che nel supercondominio, quando ci sono più edifici amministrati da più soggetti diversi, secondo la legge l'assemblea di ogni singolo condominio, che ha il proprio rappresentante per legge che è l'amministratore, deve nominare
un loro rappresentante, non amministratore, un loro rappresentante che va nell'assemblea del super condominio a decidere per conto dei propri. Assurdità. Primo perché l'amministratore, secondo il codice civile, è lui il rappresentante dei condomini. Secondo, chi è che si offre di andare a perdere tempo a decidere con gli altri cosa farne dell'area scoperta, come sistemarla? Certamente è sempre quello che è particolarmente attivo in senso negativo, che si candida, e quando va in assemblea del super certamente non porta il parere dell'assemblea, porta il suo parere, che è controproducente rispetto alla maggioranza dei condomini che l'hanno votato, per cui l'onorevole Zan metterà anche questo come era previsto. Si aggiunge poi, l'avvocato Alvigini di questo non è contrario, sì, che quando una terrazza a livello deve essere rifatta, la legge 1126, che non è stato toccato dalla riforma del 220, prevede che la spesa per il rifacimento della terrazza, i 2/3, cioè 1/3 a carico di chi la usa e i 2/3 a carico di coloro a cui la terrazza serve, cioè la porzione d'aria che c'è sotto. Io dico, socialmente non è corretto, perché la porzione d'aria sotto l'elastico solare che è stato riparato, i signori che sono sotto la terrazza, quando si rompe il tetto, partecipano con i loro millesimi alla riparazione anche alla riparazione del tetto, quindi non si vede perché gli altri non dovrebbero partecipare alla terrazza. Zan metterà anche questo nel progetto di legge. Zan metterà anche questo prima di arrivare all'avvocato Alvigini? Sì, certo, mi sembra una proposta, diciamo, ragionevole, dopodiché è chiaro che la discuteremo con tutti gli esperti e l'ANACI sarà ovviamente in prima fila su questo. Aggiungo anche a quello che diceva Giorgio Cambruzzi, che lui diceva, se un condomino è moroso e non paga, l'amministratore decide di fare un'ingiunzione di pagamento. Ora quella casa va all'asta e viene venduta. Se invece però fosse approvato il progetto di legge di cui stiamo parlando, sarebbe forse più facile, senza arrivare ad un'ingiunzione di pagamento, fare una trattativa tra il condomino moroso per vedere se c'è la possibilità di vendere quella casa senza fare un'ingiunzione, cioè senza metterla all'asta, venderla quella casa in modo che il subentrante si faccia carico della morosità che grava su quell'appartamento, senza che l'inquilino moroso perda di fatto tutti i soldi e i soldi dell'asta vadano tutti alla banca che su quella casa ha l'ipoteca. Ecco, dunque anche in questo senso aiuterebbe, dal mio punto di vista, una situazione che andrebbe bene un po' a tutti, ecco, senza arrivare alla vendita all'asta dell'immobile. Perfetto, ovviamente c'è la possibilità di interagire come da tutte le settimane da quando facciamo questa trasmissione col numero che vedete in sovraimpressione, potete telefonare e fare domande su qualunque argomento che riguardi la vita del condominio, quindi non solo quello che stiamo trattando nello specifico in questa puntata. Eventualmente interrompiamo, vi rispondiamo, poi riprendiamo. Finché appunto non ci sono le telefonate, avvocato è contrario perché no, ecco, spieghiamo. Allora, intanto penso che Cambruzzi volesse provocarla perché sta ridendo. Sì, ma è chiaro. Ci conosciamo da troppo tempo. Ecco. Il problema sollevato dall'onorevole Zan c'è, ma si risolverebbe tutto molto facilmente se le esecuzioni durassero pochi mesi. In altri stati europei, quando uno non paga, non è che bisogna andare dal giudice per far vendere la casa. In Francia? In Francia, per esempio, si va in agenzia immobiliare e la casa viene venduta al miglior offerente e così abbiamo risolto il problema. In Italia invece bisogna far fare una perizia, la perizia ovviamente viene fatta su valori ipotetici, certo, che non sono mai quelli di realizzo, quindi bisogna fare una prima asta, una seconda asta, una terza asta e così via, alla fine passano gli anni e il debito aumenta anziché diminuire. Quindi la prima cosa
da fare, secondo me, è intervenire sulle modalità di escussione del credito, sull'esecuzione del credito. Secondo, giusto quello che è stato detto, e cioè finché il condomino non paga, pagano gli altri, perché bene o male il condominio deve andare avanti. Allora quando il bene va venduto all'asta bisogna riconoscere al condominio e quindi ai condomini che hanno anticipato le somme quello che è servito, anche perché se la casa va all'asta a 100 è anche perché qualcuno ci ha messo dei soldi per sistemarla, per tenerla in ordine, quindi è più che giusto che venga riconosciuto. Questo oggi non succede nelle esecuzioni immobiliari, succede solo nelle procedure fallimentari, nelle quali è possibile chiedere al curatore fallimentare la prededuzione, e cioè di anticipare rispetto al riparto finale le somme che sono necessarie per gestire. Tornando alla domanda, all'obiezione che faceva Gianluca Cambruzzi, non sono contrario, io dico oggi la legge dice così, e cioè che quando c'è una terrazza a livello, e cioè un lastrico solare che copre solo una parte dell'edificio, sono solo i condomini che stanno sotto quella terrazza che sono tenuti a pagare. Questo genera inevitabilmente una disparità di trattamento tra questi condomini che devono pagare quando bisogna rifare la terrazza e che devono continuare a pagare anche quando bisogna rifare il tetto. Allora, se riforma deve essere, sia tale per cui che sia terrazza a livello, quindi lastrico solare, o che sia tetto, partecipano tutti, ma bisogna che sia la legge a dirlo, non possiamo noi modificarla in un senso o nell'altro. Pensi nei posti di villeggiatura al mare, normalmente quello che vende le scarpe ha una grande estensione come negozio, è coperto da una terrazza dove si erge poi la piramide degli appartamenti. Quelli che affacciano sul terrazzo usano la terrazza per stendere biancherie. Quando piove filtra l'acqua, quello delle scarpe, il negozio delle scarpe, non solo cornuto mazziato perché c'è i danni, ma secondo il codice che c'è oggi dovrebbe pagare i 2/3 per riparare il tetto, e poi paga invece il tetto della colonna del grattacielo che c'è in cima, paga anche là. Non credo giusto, che possa essere trovato qualcuno che dà ragione a questa interpretazione, per cui il compito dell'onorevole Zan sarà far passare anche questa. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto? Buonasera signora. Buonasera. Io volevo chiedere se c'è un diritto di prelazione in un'asta per un vicino di appartamento. No. Avvocato. No. Cioè se viene venduto un appartamento all'asta, se quello dell'appartamento vicino che magari vorrebbe... non c'è nessun tipo di prelazione, bisogna concorrere all'asta come fanno tutti gli altri cittadini. Ho capito, la ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Beh dai, se fosse tutto così semplice, chiaro e lineare. Beh sì, certo. No, immagino che poi la signora magari fosse quella dell'appartamento vicino, volesse approfittarne per... No. Beh, se va da curatore, o farci andare la figlia, se va dal curatore fallimentare e gli dice queste sono le palanche, e chiude lì. Senta Zan, siccome poi alle 18 ci salutiamo, volevo sapere se c'erano altri aspetti di questa proposta di legge che ci teneva a sottolineare, in modo insomma da capire dove si deve intervenire per una più equa, diciamo, gestione di un condominio quando appunto ci sono delle morosità pregresse. No, semplicemente ribadire che la legge del 2012 è stata insufficiente, ha prodotto dei miglioramenti, però ci sono ancora tante cose da sistemare, soprattutto a tutela, diciamo, dei condomini e dei condomini che sono in regola con i pagamenti. Questo non mi stancherò mai di dirlo. Oggi la situazione è particolarmente difficile per tutte le cose che sappiamo, c'è una guerra in corso, c'è un caro energia, un caro bollette, un caro vita e dunque non possiamo accettare in nessun modo che dei condomini che fanno già fatica a pagare le rate del condominio, delle spese condominiali, si facciano carico anche di altri oneri che non spettano a loro. Ecco, per questa è la ratio sostanzialmente della proposta di legge, dopodiché
si possono aggiustare tanti aspetti. Quello che sottolineava l'avvocato Alvigini mi sembra del tutto ragionevole, accelerare le procedure per rendere, diciamo, garantire i tempi certi e la solvenza ovviamente nei confronti di chi degli altri condomini che hanno pagato e dunque secondo me va fatto un lavoro assieme. Ci stavamo quasi riuscendo nella scorsa legislatura, ma come ha ricordato il geometra Cambruzzi è caduto il governo e poi il governo successivo non ha preso più in mano questa questione. Ma noi siamo qui per ribadirle, per fare delle battaglie per cercare di portare a casa dei risultati, per cui io confido che se ci si lavora prima o poi ci si riuscirà. Si volevo aggiungere che poi bisogna pensare anche a chi condominio non è. Se l'impresa esegue dei lavori per il condominio deve sapere che incassa il suo credito. Con la parzialità delle obbligazioni non è più possibile, è una sentenza del 2008, non è più possibile al terzo creditore aggredire uno qualsiasi dei condomini, deve andare pro quota nei confronti di tutti. Questo evidentemente può bloccare certe operazioni, l'accesso del condominio ad alcune opere. Quindi bisognerebbe ridisegnare anche questo, perché l'attuale normativa è figlia di questa sentenza. In realtà bisognerebbe riprendere tutto il pacchetto, cioè riprendere in mano tutto il complesso e fare in modo che si garantisca anche il terzo, perché il terzo che fa il lavoro per il condominio non può poi diventare matto a correre dietro prima ai morosi e poi ai virtuosi, perché spende un sacco di soldi e magari non ottiene alcun beneficio. Ecco. Scusa, quello che diceva l'avvocato Alvigini riguarda un argomento previsto con la riforma,